La Domiziana è una strada a sesso unico, piena di continui calori in corso, di attravestimenti pedonali e di attraversamenti pederasti. E benché le carreggiate siano munite di guard gay, l'ANAS, Associazione Nazionale Attività Sodomiti, ha disposto nella zona diversi segnali di pericolo pubblico. A 2 chilometri dall'imbocca c'è il primo incrocio con diritto di precedenza ai sessi unici alternativi e pertanto è d'obbligo il divieto di inversione a uomo. Proseguendo diritto e non tenendo conto del divieto d'amplesso, si giunge a un bivio e poi a un trivio. Ma attenzione che sulla sinistra c'è un transito interrotto, per cui la deviazione è obbligatoria. Qui la strada è sgocciolevole e pertanto si consiglia prudenza, specialmente a quelli che superano il limite di velocità. Ciò fatto si viene, oh pardon, si arriva, è lo stesso, a un cavalca via, e subito dopo la rotatoria vi troverete un semaforo in Q, oh che bello, Incustodito ed una zona riservata esclusivamente ai mestrocicli e alle motoseghe. Seguendo poi la striscia continua della mazzeria, a 300 metri sulla destra c'è una Bella bomba di rigonfiamento con bar tabacchi, parcheggio gratuito e tanto di autorifessa per chi avesse problemi col pistone o con lo spint erogeno. Ripresa la Domiziana, supererete un massaggio a livello, poscia un passaggio all'uccello con divieto di sosta per spasso carrabile. Subito dopo vi incalanerete in una strettoia seguita da un culetto odosso, ragion per cui entrate adagio, piano piano. A pochi metri c'è la fermata dei pullman della TPN, transessuali passivi neoperati, e della SEPSA, società eterosessuali particolarmente superdotati avanti. Da qui in poi il transito è scorrevole. Fate attenzione ai segnali di pericolo, caduta cassi e raffiche di sento. Buon viaggio, maschiacci. Wow.